a Tor, a Torseon, sui 90 MHz. E questo è Done Mari, un tradizionale dalle musiche furlane con un arrangiamento, un lavoro aggressivo, un lavoro rock che al venfur di un disco appena pubblicato, fresche di stampe. Si tratta di My Revolution dai Finistelle e non conosci queste realtà nuove dalle musiche furlane, anche se nuove noi mi pare che sono di un po' di tempo. Ho vinto con noi altri Manuel Tirelli che è il bassista, Mandi Manuel, Claudio Zampa che è il batterista, che lo conosci già perché suonava con Silvia Michelotti e dopo anche con altri, ma non ti conosci in parquet. E dopo vince Matteo Fogale che invece è il tastierista, che anche lo conosci per altri robis che riguardano il furlan, le scienze e via in denante. Allora, Finistelle di troppo tempo esisti? Disegno che è un progetto, volendo che è cominciato nel 2005, all'inizio del 2005, al ben di chiatassi fondamentalmente. Il plaisir di chiatassi, diciamo. Non è di particolarmente. Gruppo di amici che si chiatta 1 o 2 volte per settimana anche manco purtroppo. Anche manco che si divertisse a suonare. Sì. Questa è stata l'idea, no, io e Claudio ci conosciamo già per di tanti. E anche col chitarrista Fabrizio Barbarino, che voi non è, ma insomma ben suonato. Che altri membri del gruppo. Sì, sono tanti insieme e dopo ven chiattato Manuel, che è stato assolutamente provvidenziale, perché i bassisti non sono tanti attori. Una razza in estinzione, materia rara. Ma anche perché sono Manuel, una persona che si è integrata ne vuole bene, e così abbiamo cominciato con queste. Però avete fatto un lavoro abbastanza curato, nel senso che mi sono ascoltato il disco, avete fatto degli arrangiamenti, si vede che l'hai provato, suonate, tornato a provarlo, avete snettate, lavorato un lavoro bene. Disegni vuatris, c'è genere di riferimento che al può dare sessi. Allora un disco sicuramente di rock, sì. Ma è una domanda che si fa anche noi ogni tanto, ci mu collocare, sì, sul rock sicuramente, forse cantautorato, può essere indì. Sì, può essere, sì. È difficile, i generi sono sempre un po' è difficile classificare la musica, no? Sicuramente io forse con un'attitudine un po' rock, più che no rock, sì. Effettivamente. Potresti dire che è classicamente rock, tal senso che ha una serie di songs, di chitarre, una maniera di arrangiare che sono entrati in tal linguaggio, insomma, che si lusinta Tor, perduto il monte, è un rock che sta bene alle radio, fra l'altro, come stile, una voce radiofonica. E noi vi sentito Done Mari, che è un talk appunto tradizionale, che altri invece sono due talks scritti di voi altri. C'è temas. Si fevelie. Matteo che è il compositore, fra l'altro. Non di matematiche. No. Ma niente di particolare, cioè, nel senso che anche uno scrive non è che sta lì a pensare come ho scritto un talk su. Alla che ti viene un'idea, insomma, dopo che si dibuini o no è un discorso differente, bisogna dire, però insomma i talks non vanno mai spiegati, perché sennò si piace, è finita la storia, diciamo. Diciamo che avevi dal cassettino un certo numero di talks e ti gniva le una roba, una stasseria al limite, nel senso che comunque talks per furlan, beh di produzione tante, anche buone, però insomma. E appunto per furlan? Perché per furlan? Per furlan perché se no sa di plastica questo discorso. Sì. No? Insomma, più sincero, più dirette. Cioè uno ha un elenco le d'opere, non è che uno ha di stare tanto a pensare per ore. Secondo me uno può dare anche dopo un'altra lingua perché magari le conosce dal caso specifico italiano, però non è la tua lingua. Certamente. Bene, allora non sentissi un di quei talks per Furlan qui che a lei ven, se non mi sbaglio. Sì. Tocca a lei ven che ci sono i Finistelle.
E queste viene dai Finistelle con cui a presentare il disco My Revolution. Il titolo però è per Furlan, le mie rivoluzioni. Per inglese. Sì, parlo inglese, ecco. bravo, hai ragione, insomma, a me si ribalsmasse l'inglese. Pare una roba che ti sarà per Furlan il titolo? No, dove è il titolo però? Sì. Però mai rivoluzione, mai. Ecco, bisogna ciappare con un Furlan, non mi, mai, ma poi mai altri. C'è mai che titolo? No, per cercare un top, l'unico top, forse il top lui anche rock, ad esempio. Un top che avevi presentato sì, per il Friuli qualche tempo in da ora, non vi è il top? Dal 2006, aggressivo, sì. Che è un po' anche eccentrico, ad esempio, nel senso che è il più dur che ha che titolo per cercare il ritornello per inglese. Non sai perché. E allora ma se è facile mettere un titolo per Furlan, allora. Ma a Sunaiso c'è molto senso con i concerti, con le prove, con quali sono le vite di un gruppo Furlan di cantine o di chiaste, non sai dove avesse le prove. Prendi tu di arrivare a sincronizzare gli orari si dice. Ti in che lavora, sì, che lavori, sì, no, io faccio come questo. E niente, si va indanando con spirito di no là ci ridi le serate, con spirito di ci ridi fa una roba che piace. E chiaramente una roba che piace all'edificio che si di a vonde commerciali di poter saltare fuori, per poter dare suonatore, eccetera, per cui è un progetto fatto con il cuore, per stare in compagnia e per stare tranquilli. Nel senso che voi non è che avesse ambizioni di diventare da rockstar, e allora tan val fa le robe che piace, quei tips che aveis. Se uno ha l'ambizione di diventare rockstar non chiante per Furlan. Che non è per senso che insomma è una scelta che come fortunatamente fa in time, ma che in ogni caso è sempre una scelta un freganen, no? Che ha qualche difficoltà, nel senso che ti dicono ma perché per Furlan? Anche se come naturalmente la situazione è tan differente dagli anni 90, quanto veramente e c'è un video appunto il panorama delle musiche furlane di che hai sa chi ultings conoscerei che Alcus Plasarama, comunque in generale c'è un chiataiso. Ad esempio, che naturalmente è stato un gran progresso, anche per il lavoro che ha fatto De Furlane sicuramente, con tutte le iniziative si rende nante. Disegno che forse la difficoltà è che deriva a far conoscere alla int che esiste questa realtà. Cioè la realtà è bella, è buona, è interessante, è anche professionale, anche tanto più professionale, dice così, non per dire. Però resta una nicchia, questa è forse la vera difficoltà, perché se la int arrivasse a avvisarsi di cercare, secondo me veramente sarebbe una possibilità, no per tutti, ma per qualche don, anche di diventare di farlo in maniera professionale, perché sono delle realtà veramente un'evole validi. Ma la difficoltà è che di distribuzione e di rival al pubblico. Di promovisi, sì. Ma questo è anche naturale, perché naturalmente i tutti i mezzi di comunicazione fuars e sono in mano a una realtà che non ha un'attenzione così. Dopo un problema anche che ultimamente perché sgrupps qui che hanno per Furlan si suona anche abbastanza poco. È stato un periodo dagli anni 90 in cui suonavi, come in effetti si suona poco. Forse chi non dome gruppi Furlan, anche chi altri, alle fin, suonano in chi che fa in cover, così, è una realtà un po' critica, ad esempio il vero. Voi altre dice zone dal Friuli Seso, spieghi un po' di robe se ne ascoltatori. Non avevo le sale prove? Le sale prove. La che sono i cartoni da uso. La che sono i cartoni da uso. Dalla lì a Pagnano, a Morus, al Nicco di Moruzzo. Io sono di Mortean. Ah, di Mortean? Io di Pagnano. E che l'altro Calmanche? Lei è di Alea sta Martignale, originaria di Resie, Alea sta playing. Buon, se su un gruppo rock dal Medi Friuli, insomma, può dare mettile così. Buon, non ascoltare un altro talk che poi sarà l'ultimo, perché non vengono chiamati tanti tempo, questa si chiama Non sta mai buttati via, i Finistelle.
non sta mai buttati via. Il tocco che al siare anche che disc My Revolution dai Finistelle che ostin presentante. Una curiosità, è stata registrata al glorioso studi AVF che sta per Aninvar Infortune di Nimis, il studio di Checco Comelli. Esatto. Come mai queste scielce così vintage? Vintage. Perché che avevo mandato un demo un po' cattone, bisogna che qui quello che avevo mandato esattamente, e loro sono stati i primi a rispondere, anche se mi pare di notare che loro non hanno proprio, cioè non era esattamente il loro settore. Si fa sempre il folk, no? Sì. Sostanzialmente, non si dite ma se volessi si può fare. Ma lo studio proprio di 30 anni fa, si registra in analogica? Si registra su nastro in analogico. C'è roba, Sì, come dagli anni 70. Qualche donna l'ha reso a Cirillo proprio. Qualche donna va proprio a Cirillo che robe lì. Addirittura io ho saputo di gruppi che prima lo registrano in digitale, dopo lo passi sul nastro per vedere che grane di su robe un po' vintage. Sì. E dopo lo avete mixato altri? Sì, però in digitale. Sì, però hai fatto un lavoro certosino, si sente bene, no? Dai miei suoni si sentono bene gli strumenti, Sono contento di questo perché è stato un lavorato. Bene, le copertine tutte nere che poi alle continue ascoltatori con una specie di esplosione solare, si riferisce al vostro nome, a Finistelle, immagini di una stella che non so, in realtà è il chitarrista pensi che l'ha tirato fuori di qualche banda o Crote, non mi dici qui che l'ha tirato fuori, io ho lui, non mi dici lui, e io penso che sia di sì, che rappresenta una stella di qualche, che sia di una stella, insomma, di qualche genere. Bene, allora si la sing, la santa anche qualche informazione ai nostri ascoltatori, e se uno la vuoi di chi attacca il disco chi? Belle imprese, allora, Oca va su all'idea VF, Animis. O anche all'angolo della musica, insomma. E se no è il sito. Sul sito si può eventualmente mandare su un'email. Sì, denunciare, non sono fatto tutto. Allora è finistellae.altervista.org. Bene. E sul sito c'è anche di Biel, qualche talk musicale, qualche... Io ho un piccolo demo di ogni talk, bisogna di un minuto, una roba così, una presentazione, qualche fotografia, niente di particolarmente, insomma. Dopo si può eventualmente scrivimi, manda un commento, tipo non mi è piaciuto, Poi intanto Fasarina fa un'area. Un'email di insulti. Si può anche eventualmente domandarci, molto vero, insomma. Bene, allora Finistelle, My Revolution, vi salutate 3 talks dei prossimi giorni, ascolteremo anche qualche altro talk, la RAN su Onde Furlane, come tutte le musiche furlane che arrivano, che omettono su ben volentieri, e vi sai, quando facete dei concerti, lo disarin volentieri. Bene, io saluti, in bocca al lupo, come che si dice. Spero che non vedi fam. Grazie a voi. A Tor, a Torzeon, sui 90 MHz.